Siamo con il nuovo questore di Agrigento alle prese con appunto i problemi della comunità. Il suo primo, diciamo, sta seguendo il suo primo arrivo qui della nave dei migranti. Che è una sua impressione? Siamo presenti qui, la mia presenza stamattina è soltanto di sostegno a quello che è la preziosa opera delle forze di polizia, e in questo aggiungo non solo la Capitaneria di Porto ma anche tutto il volontariato che è presente stamattina. Siamo qui, siamo in attesa ed è appena arrivata la nave che ha raccolto queste persone, verranno instradate presso altri centri, per cui la nostra presenza è quella di stemperare anche possibili situazioni di disagio. Certo è, l'ho detto anche in altre occasioni, Agrigento vive una situazione di emergenza che è ordinaria, nel senso che stamattina, anzi ieri, quando è arrivata questa notizia, il meccanismo è partito in maniera automatica, però l'automatismo va chiaramente verificato, controllato, va sensibilizzato e le persone, le forze di polizia vanno sostenute in queste attività. La cosa che posso dire, rilevare davvero una grossa umanità da parte di tutti, una grossa considerazione delle difficoltà che ci sono nel vivere, nell'affrontare questo problema. Va tenuto conto che nell'ambito delle direttive anche avute dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dal Capo della Polizia, che tutto deve svolgersi chiaramente nel rispetto della persona. Abbiamo anche delle donne incinte, non abbiamo minori, abbiamo però comunque delle mamme in attesa, e quindi del rispetto della persona, ma sicuramente nel garantire anche un minimo di sicurezza nella delicata situazione internazionale che il Paese sta vivendo. Ha avuto già modo in questi primi 10 giorni di permanenza ad Agrigento di capire un po' le problematiche forti che insistono. Una cosa è vederle al di fuori, una cosa è viverle, diciamo, dietro la scrivania, a contatto magari con le strutture periferiche dei vari commissariati della provincia. Guardi, nei primi giorni, al di là che la prima settimana è stata impegnata anche per eventi di ribalta nazionale e internazionale, la visita del signor Presidente della Repubblica per il premio Pirandello, il primo forum italo-libico con la presenza del Ministro e del Vicepresidente del governo libico riconosciuto dal governo italiano, quindi tutto l'apparato è stato proiettato a garantire la sicurezza per questi due eventi importanti. Ho avuto altresì la possibilità, e devo dire questo con grossa mia partecipazione emotiva, positiva, di conoscere persone magnifiche, insomma, che fanno parte delle istituzioni, che rappresentano lo Stato in questa magnifica terra, in questa città che considero la mia città dal 1° di luglio, e quindi sto apprezzando e conoscendo anche tutto ciò che si fa nel silenzio, spesso senza che ci sia la ribalta nazionale, e quindi forse a volte il giusto merito per quello che viene fatto. Vedo una grande serietà, una grande professionalità. L'umanità del popolo agrigentino non sta a me celebrarla, ci sono state altre persone prima di me che l'hanno fatto in maniera più significativa, da autori del mondo della cultura e devo dire anche rappresentanti delle forze di polizia nonché della magistratura, che hanno sacrificato la loro vita. Insomma, ricordo Montana, che ricorre in questo mese l'anniversario, a settembre il dottor Livatino, per cui parliamo di una terra che da questo punto di vista non è seconda a nessuno, e io sono davvero onorato di essere in questa provincia.